Ripercorreremo in questa serata soprattutto alcuni passaggi del messaggio finale al popolo di Dio che i vescovi hanno redatto e consegnato proprio a tutti a conclusione del Sinodo, e poi nell'ultima parte ci sarà anche uno spazio per qualche domanda, per qualche intervento da parte vostra. E prima di iniziare proprio a ripercorrere alcuni passaggi di questo messaggio, le chiederei se dovesse fare quasi un titolo di giornale o sintetizzare in poche parole chiave, in 2 o 3 parole significative, un po' quanto è emerso e una sintesi del Sinodo, quali parole sceglierebbe? Fare un titolo di un giornale molte volte vuol dire tradire l'articolo, no? per creare solo interesse. Però se io dovessi sintetizzare e richiamare in un articolo di giornale, cercherei di mettere quello che ho detto prima, cioè riscoprire le proprie radici, oppure guardare insieme a Cristo, perché mi sembra che il titolo, la nuova evangelizzazione per la trasmissione della fede cristiana, si sia tradotta poi soprattutto in un concentrarsi su Cristo, e questo mi pare molto importante, perché a 50 anni dal Concilio Vaticano II, quello che può essere considerato il documento centrale del Vaticano II, io considero la Dei Verbum il fondamento, considero la Lumen Gentium il documento centrale a partire dal quale si dispongono gli altri documenti. Non dimentichiamo che Lumen Gentium cum sit Christus, Lumen Gentium non è la Chiesa. Voi sapete che i documenti della Chiesa iniziano con l'incipit del testo. Allora Lumen Gentium cum sit Christus, essendo Cristo il lume delle genti, esiste una specie, un tipo di specchio che riflette l'immagine di Cristo, questa è la Chiesa. Ecco, quindi anche proprio pensando all'anno della fede, pensando a che cos'è la fede, la lettera agli Ebrei ci dice che Gesù Cristo è l'origine e il compimento della fede, è l'autore, l'iniziatore e il compimento della fede. Ecco, quindi credo che forse ricentrarsi sull'essenziale che è Gesù Cristo mi sembra che possa rendere ragione delle 58 proposizioni che poi sono state consegnate. Tra l'altro le 58 proposizioni, cioè le proposizioni di un sinodo, sono coperte dal segreto. Ma dato che i segreti non è che sembra che siano fatti per essere mantenuti, sembra quasi che siano fatti per essere svelati e per attirare la curiosità della gente, il segretario generale, Monsignore Terovic, ha detto adesso le 58 proposizioni che abbiamo votato sono consegnate al Santo Padre e sono coperte dal silenzio. Allora il Santo Padre ha deciso di pubblicarle nel sito del Sinodo in inglese, ecco, per evitare magari degli scoop giornalistici, quindi potete andarle a trovare. In origine sono in latino, sono state tradotte in inglese, c'è anche una versione in francese comunque nelle ultime ore, ecco, se qualcuno è più. Io sapevo che ancora ieri o l'altro ieri non ho trovato, sapevo di questa in inglese. L'impressione è questa, che siano state formulate in inglese e poi tradotte in latino, perché certe formule latine risentivano un po' di un latino molto britannico, quindi penso di non dire una cosa non vera dicendo che l'origine delle proposizioni è la lingua inglese. Il messaggio
comincia ed è tutto incentrato un po' come sottofondo l'immagine evangelica dell'incontro di Gesù con la donna samaritana, e inizia dicendo che non c'è uomo o donna che nella sua vita non si ritrovi, come quella donna di Samaria, accanto ad un pozzo con un'anfora vuota, nella speranza di trovare l'esaudimento del desiderio più profondo del cuore. Molti sono i pozzi che oggi si offrono alla sete dell'uomo, ma occorre discernere, urge orientare bene la ricerca per non cadere preda di delusioni che possono essere rovinose. Come Gesù al pozzo di Sicar, anche la Chiesa sente di doversi sedere accanto agli uomini e alle donne di questo tempo per rendere presente il Signore nella loro vita, così che possano incontrarlo, perché Lui solo è l'acqua che dà la vita vera ed eterna. Solo Gesù è capace di leggere nel fondo del nostro cuore e di svelarci la nostra verità. E poi sottolinea come la donna, a sua volta, raggiunta dall'incontro con il Signore, mi ha detto tutto quello che ho fatto, diventa a sua volta messaggera di salvezza e conduce tutta la sua città a Gesù. Ecco, lei come rilegge proprio nella chiave della nuova evangelizzazione questo episodio evangelico che ha evidentemente fatto da fulcro, da filo conduttore del messaggio finale del Sinodo? Il testo di San Giovanni, il capitolo 4 di San Giovanni, è stata una scelta molto felice, perché oltretutto chi conosce questo testo sa poi che nel dialogo tra la donna samaritana e Gesù Cristo entrano anche dei temi attuali. La situazione affettiva matrimoniale di questa donna che alla domanda tuo marito, io non ho marito, gli dice sì, hai risposto giusto, perché quello con cui vivi è il quarto, il quinto, no? E poi l'altra questione molto attuale è anche la differenza di posizione tra il culto che si dava a Gerusalemme e il culto che si dava sul monte Gorazim, legato a delle vicende storiche per cui i giudei avevano rifiutato l'aiuto dei samaritani. Siamo nella seconda parte dell'VIII secolo a.C., dopo il ritorno dalla dominazione assira, e avevano rifiutato l'aiuto dei samaritani che si erano offerti per ricostruire il Tempio. Da quel momento era nata un'inimicizia profonda tra i giudei e i samaritani, tanto che questa donna dice: ma come, non ti basta che io sono donna, tu che sei giudeo e io sono samaritana mi chiedi da bere? E poi sappiamo che al capitolo 17 di Luca Gesù dice: ma non ne ho guarito 10 di lebbrosi ed è tornato solo questo samaritano? E al capitolo 10 di Luca la parabola del buon samaritano mette di fronte il giudeo osservante, il presbitero, il sacerdote, il levita, quindi l'ufficialità di Gerusalemme, il culto di Gerusalemme, di fronte al samaritano. Quindi quasi a dire da parte di Gesù che il prossimo è quella persona che non è tanto quella che ti sta più vicina fisicamente, ma è quella persona con cui hai dei problemi. Quello è il tuo primo prossimo. Quindi è un testo molto importante quello che è stato scelto. E soprattutto è un testo che, dicevo, per questi elementi è anche molto attuale. L'anfora vuota è qualcosa che chiede di essere riempito. La parola di Gesù che tocca questa donna e trasforma questa donna da incredula a credente. I samaritani avevano, come all'epoca di Gesù, la loro idea di Messia. Loro si riferivano al capitolo 18 del Deuteronomio e per loro il Messia era il Taeb,
cioè una persona che avrebbe avuto come caratteristica quella di rivelare le cose. E questa donna è toccata da questo uomo che gli dice la verità sulla sua vita di donna, sulla sua vita familiare, anche perché ci sarebbe da chiedersi una cosa: come mai questa donna va al pozzo nell'ora più calda? Una persona va al pozzo o all'imbrunire o alla mattina presto. Non so se avete provato a percorrere la Terra Santa, e là caldo fa veramente. E allora molti dicono che questa donna probabilmente voleva evitare le chiacchiere, voleva evitare il parlottio delle altre persone, in genere donne, che vanno al pozzo. Ecco, doveva tutelare una sua situazione particolare, e allora va nell'ora più calda della giornata al pozzo. Ecco, questa è anche un po' l'immagine, secondo me, delle sofferenze, dei disagi che molte volte l'uomo moderno ha, il nostro uomo contemporaneo ha, di fronte a se stesso, di fronte alla questione della verità, della salvezza. Ecco, questa donna che si schernisce inizialmente e poi rimane folgorata dal dialogo con questo uomo. La cosa importante è vedere come questa donna si trasforma, nel momento in cui è evangelizzata, in evangelizzatrice. E noi sappiamo che Paolo VI nell'Evangelio Nunziandi aveva detto proprio questo, che una comunità si riconosce come evangelizzata quando incomincia ad evangelizzare. Quindi questa donna è toccata, è convertita, va in paese, chiama i concittadini, i compaesani, i quali poi diranno a un certo punto: adesso noi non crediamo per quello che tu hai detto, ma perché l'abbiamo sentito. Ecco, mi sembra che qui ci sia una dinamica importante della nuova evangelizzazione per la trasmissione della fede cristiana. Cioè il bisogno di una conversione personale e comunitaria in ordine a evangelizzare, cioè testimoniare. La pastorale non è una strategia, è una testimonianza, ed è la comunità che è chiamata a testimoniare. Ieri mi trovavo a Jesolo e parlando al consiglio pastorale allargato dicevo proprio questo: l'evangelizzazione è legata al fatto di una comunità, per esempio, che prega veramente. Se una persona non credente entrasse nella nostra assemblea liturgica è interpellata nella sua incredulità. Noi diciamo anche che le nostre comunità devono essere accoglienti, ma in ordine alla nuova evangelizzazione e alla trasmissione della fede, una comunità in che cosa è accogliente? È accogliente se riesce a destare l'interesse, le domande di chi non credente vede quella comunità. L'accoglienza non è addomesticare qualche cosa, è testimoniare qualcuno.
mi hanno colpito molte volte soprattutto l'intervento di un catechista, un ragazzo di 23 anni della diocesi di Roma. Una lucidità, un entusiasmo che non sempre ho riscontrato in altri interventi. E mi ha colpito anche l'intervento della Madre Generale delle Suore della Carità, chi è succeduto a Madre Teresa, la quale, citando Madre Teresa che interloquiva col ministro della solidarietà indiano, gli diceva: ma madre, che differenza c'è tra il mio lavoro e il suo lavoro? E Madre Teresa diceva: la differenza è che lei le cose le fa per qualcosa, noi le facciamo per qualcuno. Ecco, credo che ritorniamo all'essenzialità dell'evangelizzazione e della trasmissione della fede, che è qualcuno, è quel qualcuno che si chiama Gesù Cristo. A proposito di nuova evangelizzazione, prima di leggere un altro passo del messaggio, mi verrebbe da chiedere: ma che cosa deve essere nuovo nella nuova evangelizzazione? Le persone, gli strumenti, le strutture, il Vangelo? Certamente c'è un nuovo che non ha bisogno di rinnovamento ed è Gesù Cristo. Tutto il resto può essere passibile di ripensamento. Intanto la nuova evangelizzazione di per sé si vuol riferire a persone che in qualche modo hanno perso il contatto che avevano precedentemente con la fede, anche se non in modo assoluto, perché con i fenomeni delle migrazioni noi abbiamo in territori di antica cristianità anche porzioni di umanità che non conoscono Gesù Cristo o lo conoscono solo teoricamente. Quindi la nuova evangelizzazione è ripensare l'unico necessario, il Vangelo di sempre, nelle agorà, negli scenari, nelle situazioni nuove del nostro tempo, con un ardore di fede rinnovato. Quindi quando noi leggiamo un brano della Scrittura, diciamo dal Vangelo secondo, oppure dalla lettera di, oppure dal libro di, e poi terminiamo dicendo parola di Dio. Ecco, la stessa cosa deve essere portata oggi, quell'unica parola di Dio, quell'unica parola del Signore, che però partecipa delle peculiarità di Giovanni, di Paolo, di Luca, di Matteo. Ecco, lo sforzo della nuova evangelizzazione è riuscire a dire oggi in modo chiaro, in modo convinto, in modo tale che tutti lo capiscano, Gesù Cristo. All'interno di situazioni, di scenari, di possibilità, di difficoltà che 50 anni fa, almeno nel nostro Occidente, non c'erano, non erano presenti.
Il punto 3 del messaggio parla dell'incontro personale con Gesù Cristo nella Chiesa, che è appunto il cuore della vita cristiana e quindi anche della testimonianza della nuova evangelizzazione. L'opera della nuova evangelizzazione consiste nel riproporre al cuore e alle menti non poche volte distratti e confuse degli uomini e delle donne del nostro tempo, anzitutto a noi stessi, la bellezza e la novità perenne dell'incontro con Cristo. Poi dice più avanti che la Chiesa è lo spazio che Cristo offre nella storia per poter realizzare questo incontro e aggiunge che sta a noi oggi rendere concretamente accessibili esperienze di Chiesa, moltiplicare i pozzi a cui invitare gli uomini e le donne assetati e lì far loro incontrare Gesù offrendo oasi nei deserti della vita. Di questo sono responsabili le comunità cristiane. Ecco, quanto è importante quindi l'incontro personale con Gesù Cristo nella Chiesa e quali sono questi pozzi da moltiplicare di cui parla il messaggio? Io credo che l'evangelizzatore sia quello che riesce a suscitare nella persona che incontra questo bisogno di rapportarsi personalmente a Gesù Cristo. E allora io penso che qui la nostra pastorale molte volte non è concentrata su questo punto, giriamo intorno a questo punto ma non riusciamo a esprimerlo compiutamente. Ecco, in una delle proposizioni che sono state consegnate al termine dei lavori del Sinodo c'è anche proprio questo tentativo di un annuncio cherigmatico che poi si modula anche in un progetto un po' dettagliato che certamente è importante ma rischia poi di diventare qualcosa di tecnico, ma credo che la cosa importante in quella proposizione sia proprio non dare più scontate cose che fino a un passato recente la nostra pastorale poteva dare per scontata. E quindi credo che l'annuncio cherigmatico come momento importante, come momento dirompente, debba essere riproposto in modo forte, in modo convinto. Poi dicevo suscitare dei pozzi per offrire da bere alle persone che hanno sete. Noi sappiamo che molte volte ci sono delle persone in situazioni di disidratazione già importante che non hanno questa consapevolezza e allora credo che essere comunità accogliente vuol dire essere comunità che sanno parlare ai problemi o alla situazione esistenziale delle persone. Il grande problema è come portare le persone a una consapevolezza, a una coscientizzazione del bisogno di andare oltre se stessi. In fin dei conti, quando noi diciamo che l'uomo non è mai sazio, che la persona tende sempre verso qualcosa che non ha e quando ottiene quel qualcosa che prima non aveva desidera qualche altra cosa, no? Il proverbio dice l'erba del vicino è sempre più verde, non perché l'erba del vicino è più verde, ma perché è del vicino. Questo indica lo stato d'animo dell'uomo. Ecco, riuscire a far riscoprire all'uomo che la sua caratteristica di uomo è proprio quella di andare sempre oltre le cose, le persone, che la sua identità di uomo è proprio la trascendenza, l'autotrascendenza, il trascendersi, e che esiste qualcuno che può rispondere a questo bisogno, a questo anelito,
credo che sia il modo in cui le nostre comunità si fanno accoglienti, perché noi molte volte leggiamo anche brani della scrittura attraverso le nostre lenti, attraverso i nostri stati d'animo, attraverso quelle che sono le nostre valenze e finiamo per impossessarci, direi, di quella parola, umanizzandola nel senso che la portiamo al nostro livello umano, al nostro bisogno umano, perdendo di vista la caratteristica propria di quella parola. Noi possiamo anche fare una lettura devozionistica dell'affidamento che Gesù fa all'umanità di Maria e di Maria all'umanità come madre. La prese in casa sua, perché noi facciamo la lettura, no, che il vecchio, l'anziano, non è autosufficiente e quindi è molto bene che i figli lo prendano in casa. Quel brano ha un significato diverso, teologico, che si inquadra nel tema del capitolo secondo di San Giovanni, le nozze di Cana, donna non è giunta la mia ora. Ecco, noi molte volte facciamo delle letture che sono un po' legate alla nostra forma mentis. Comunità accogliente vuol dire una comunità che riesce a stimolare la persona della comunità, le persone della comunità prima di tutto, ma anche le persone che guardano dall'esterno questa comunità, le riesce a stimolare verso le domande di senso della vita. E allora una delle altre proposizioni è quella che parla del rapporto ragione-fede, fede-cultura. Ecco, credo che quegli pozzi, quegli scenari, quegli agorà di fronte alla quale noi ci troviamo, dobbiamo avere la capacità di leggerli secondo questa esigenza antropologica fondamentale. I punti 5 o 6 del messaggio, li cito soltanto, mettono un po' in chiaro quali sono le condizioni, i presupposti della nuova evangelizzazione. Da un lato un atto di umiltà e un appello alla conversione innanzitutto personale, dall'altro comunque uno sguardo non carico di pessimismo, ma anzi aperto all'aiuto di Dio. Non ci nascondiamo i problemi, ma nello stesso tempo i cristiani sono coloro che sanno che il loro Signore ha vinto la morte, che lo Spirito Santo opera con potenza nella storia. Ma vorrei soffermarmi su due passaggi. Il messaggio a un certo punto incomincia a parlare dei soggetti e dei protagonisti, diciamo così, dell'evangelizzazione. E il primo soggetto citato è la famiglia. E poi a un certo punto guarda alla parrocchia, dicendo che rimane fondamentale il ruolo della parrocchia, ma chiede anche alla parrocchia probabilmente di fare un passo in avanti. Ecco, ci spiega intanto perché è stato scelto come primo soggetto citato la famiglia e quindi quale anche compito viene assegnato o riassegnato alla famiglia, e anche come il Sinodo ha parlato della parrocchia appunto tra i soggetti e i protagonisti dell'evangelizzazione. La famiglia, perché la famiglia è il primo luogo educativo della persona, perché i primi educatori dei figli non sono gli insegnanti, non è il parroco, non sono i catechisti, sono i genitori. Se l'uomo è un animale culturale, vuol dire che l'uomo diventa tale sviluppandosi, diventa pienamente persona, non nel senso ontologico del termine, ma nel senso culturale del termine, quando riesce a diventare capace di scelte libere. Noi sappiamo che la fede esiste solo come scelta libera. Tutto il problema della teologia fondamentale
è proprio arrivare a dire, a spiegare che l'atto di fede è un atto libero, responsabile e motivato. Se l'atto di fede non ha queste caratteristiche, non è degno dell'uomo. E allora diventerebbe molto problematico riuscire a spiegare come l'uomo è salvato nell'atto di fede se l'atto di fede non si dispiega secondo le caratteristiche antropologiche, la libertà, la coscienza, la consapevolezza. Ecco, allora gli animali nascono dotati di un sistema molto più immediato. Gli istinti naturali devono essere affinati, ma in poco tempo gli animali arrivano a uno sviluppo. L'uomo è molto più lento. L'uomo si caratterizza proprio per essere un animale culturale. Ecco, allora il primo luogo di trasmissione, il primo luogo di educazione, il primo luogo di crescita, il primo luogo di umanizzazione è la famiglia. E allora anche nell'ambito della fede, l'educazione alla fede ha un luogo fisiologico che è proprio la famiglia credente, i genitori credenti. Poi i genitori credenti, proprio perché sono degli educatori saggi, cercano anche aiuti esterni. E allora esisterà la parrocchia, esisterà il catechista, esisterà la maestra, il maestro, l'insegnante, però i depositari dell'onere, dell'onore educativo sono i genitori, anche nella fede. Quindi la famiglia deve, e penso che ma non lo penso da adesso, ecco, da molto tempo, che una sintesi importante potrebbe essere quella di privilegiare la pastorale familiare, soprattutto delle giovani famiglie, perché se si riuscisse a far diventare pastorale ordinaria la pastorale familiare, la pastorale delle giovani famiglie, noi automaticamente avremmo risolto molti problemi per quello che riguarda i sacramenti della iniziazione cristiana. Sulla parrocchia? Sulla parrocchia personalmente io avrei preferito sentir dire qualcosa di più, e io nel circolo minore ho anche detto che secondo me andava benissimo il discorso sui movimenti, il discorso sulle associazioni, il discorso anche sulle piccole comunità, su cui ho chiesto dei chiarimenti dicendo ma cosa intendiamo per piccole comunità? Evidentemente si intendeva qualcosa che magari è più diffuso ad altre latitudini rispetto alla nostra. Perché mi sembra che comunque sia esca fuori, poi è uscito fuori dal dibattito e mi pare che sia stato anche confermato là dove si parla della parrocchia, che la parrocchia è quel luogo privilegiato di trasmissione della evangelizzazione, quindi quel luogo privilegiato di fede. Certamente bisogna che le associazioni, i movimenti, le varie realtà che costituiscono luoghi di trasmissione della fede si integrino poi all'interno della parrocchia. La parrocchia mantenga una capacità di organizzare la pastorale ordinaria, diciamo sul territorio, perché di fatto poi le parrocchie sono territoriali, però dico a chi è a conoscenza di questo fatto esistono anche le parrocchie personali, però dato che la stragrande maggioranza delle parrocchie sono territoriali, diciamo che sul territorio la parrocchia dovrebbe riuscire a rispettare la specificità degli altri momenti e luoghi di trasmissione della fede, però per quello che riguarda la pastorale ordinaria
per quanto riguarda la pastorale di una chiesa particolare, dovrebbe mantenere una capacità di organizzare, di promuovere, di sintetizzare queste realtà che fanno parte del tessuto vivente della Chiesa, soprattutto attualmente. Ancora una domanda prima di lasciare qualche spazio di intervento e di domande da parte di tutti voi. Mi vorrei soffermare su un passaggio in cui questo testo, il testo finale del Sinodo, parla di due espressioni particolari della vita di fede che appaiono di particolare rilevanza per la testimonianza nella nuova evangelizzazione. Parla di contemplazione e parla di poveri. Cioè parla di contemplazione dicendo che solo dalla profondità di un silenzio che si pone come grembo che accoglie l'unica parola che salva può scaturire una testimonianza credibile per il mondo, e dice che abbiamo bisogno che i momenti contemplativi si intreccino anche con la vita ordinaria della gente. E poi l'altro momento, luogo di autenticità della nuova evangelizzazione, invece dice ha il volto del povero. Mettersi accanto a chi è ferito dalla vita non è solo un esercizio di socialità, ma anzitutto un fatto spirituale. La presenza del povero nelle nostre comunità è misteriosamente potente perché cambia le persone più di un discorso, e poi il discorso poi si allarga anche all'inserimento della dottrina sociale della Chiesa nei percorsi della nuova evangelizzazione per accompagnare e inserire l'impegno per la giustizia. Ecco, contemplazione e poveri, perché sono venute fuori queste due particolari dimensioni come prova dell'autenticità della nuova evangelizzazione? Per quello che io ho potuto vedere c'è stato un contributo ai lavori del Sinodo secondo determinate specificità vocazionali. Quindi questo richiamo alla contemplazione è stato soprattutto qualcosa che è stato sottolineato dai religiosi, da chi nella Chiesa ha il carisma alla vita religiosa. E d'altra parte la volontà era quella di ribadire che la nuova evangelizzazione non è prima di tutto uno sforzo umano, che la nuova evangelizzazione, ho usato prima un'espressione, non è una strategia, è una testimonianza. Se volete, la Chiesa non è un'istituzione avulsa dallo Spirito Santo. Ecco, allora, in considerazione di quella che è la realtà ecclesiale, noi professiamo la fede nella Chiesa all'interno della terza parte del credo. Credo nello Spirito Santo, quindi credo alla Chiesa. D'altra parte il Nuovo Testamento ci dice che la Chiesa nasce dagli incontri con il risorto che dona lo Spirito. Ricordate il testo di San Giovanni: gioirono nel riconoscerlo e il Signore disse: ricevete lo Spirito Santo. Ecco, quindi la realtà Chiesa si muove all'interno dello Spirito Santo donato, quindi tutte le attività ecclesiali debbono partecipare di questa matrice ecclesiologica, quindi l'evangelizzazione che è connaturale alla Chiesa. Non esiste una Chiesa e poi la Chiesa viene mandata in missione. Il Nuovo Testamento ci dice che la Chiesa si costituisce nel momento in cui il Signore manda in missione i discepoli. Ecco, allora la contemplazione dice proprio che l'evangelizzazione, la nuova evangelizzazione, la trasmissione della fede è un fatto che viene dall'alto. D'altra parte noi sappiamo che la Chiesa ha posto come riferimenti, come patroni delle missioni, due figure molto diverse tra di loro. Una è quella stupenda figura di missionario del Cinquecento, San Francesco Saverio,
e vorrei che anche i laici, magari chiedendo ai loro parroci, si facessero vedere quella paginetta e mezza, la seconda lettura della festa del 3 dicembre di San Francesco Saverio, che in una pagina e mezza credo che scuota tutti, perché parla della sua vita, parla della sua esperienza. Vorrei percorrere le università, lui che aveva studiato nell'Università di Parigi, lui che era stato in Europa, e dire a tutti coloro che, ora sembra che io ce l'abbia con gli studiosi, non ce l'ho con gli studiosi, ma quelli che studiano, che ci sarebbe bisogno che facessero anche altre cose, no? Che andassero in missione. È una paginetta e mezza che andrebbe meditata, che scuote, ripeto, interiormente. E l'altra figura che è patrona delle missioni, invece, agli antipodi di San Francesco Saverio, è Santa Teresina di Lisieux, che è vissuta tutta la sua vita, la sua brevissima vita, in un monastero di clausura. Quindi avere individuato nella contemplazione un luogo importante, un riferimento importante, qualcosa di necessario per la nuova evangelizzazione e la trasmissione della fede, corrisponde a queste realtà. E poi il povero, perché certamente il povero nella sua situazione di bisogno è colui che dice meglio di ogni altro la necessità che l'uomo ha di poter incontrare Gesù Cristo per poter essere uomo, perché un errore della teologia moderna è stata quella di ritenere che con la giusta preoccupazione di salvare la gratuità della grazia si è ceduto così tanto che si è finito per pensare che l'uomo, anche senza la grazia, comunque sia uomo fosse. E allora andate un pochino a spiegare la necessità della fede quando comunque sia è garantita l'umanità. La cosa che mi preme dire è questo: dobbiamo cercare di evitare delle letture diciamo sociali, politiche del Vangelo che hanno fatto il loro tempo ancora negli anni 60, negli anni 70. Anche qui prima facevo la citazione, l'esempio di come leggiamo magari il brano del Gesù che affida sua madre all'umanità e l'umanità a sua madre, in un modo magari molto nostro, ecco, ma che non corrisponde alla struttura teologica del Vangelo di San Giovanni. Anche qui dico, i poveri non sono solo, certamente sono anche loro, ma non sono solo i poveri economici, dal punto di vista economico. Ci sono tante altre povertà. Noi sappiamo che esistono le opere di misericordia materiali, ma anche quelle spirituali. Io prima parlavo della povertà estrema di chi ha perso il senso della vita, il gusto della vita, il motivo di vivere. Questa è la povertà fondamentale. Io l'ho conosciuta in persone che erano molto più che benestanti, molto più che ricche. Ecco, esistono la povertà di chi ha bisogno di mangiare, ma esiste anche la povertà di chi ha bisogno di trovare un senso alla vita. E poi c'è anche la povertà dell'uomo in quanto tale. Il Salmo ci ricorda che l'uomo è come l'erba del campo, al mattino c'è, alla sera non c'è più. Ecco, quanto ci arricchisce contestare una visione dell'uomo che i nostri mezzi di comunicazione sociale ci presentano illudendoci di quello che è l'uomo, illudendoci di quella che è la felicità dell'uomo, soprattutto per i nostri adolescenti. Ecco, allora c'è una dimensione creaturale che dice la verità dell'uomo, il limite dell'uomo, e io sono convinto di
essere capito da molti che hanno avuto la fortuna di poter accudire familiari nel momento della fragilità estrema. Quanto ci ha dato questo, quanto ci ha arricchito, quanto ci ha reso più uomini. Io ricordo che i primissimi anni in cui ero, voi dite cappellano, noi diciamo viceparroco, sono stato chiamato di sera per dare i sacramenti a una persona morente. E dato che era una persona anziana, sono rimasto lì più del tempo, no? E praticamente qualche ora è morta poi. Quando sono uscito da quella casa, a poche centinaia di metri dalla canonica, sono uscito con l'impressione che sulle spalle mi fossero passati 20 anni. Era la prima volta, di morti ne avevo visti già parecchi, ma che avevo visto morire in quel modo, una morte proprio tirata coi denti. Ecco, allora queste espressioni di povertà non sono solo chi manca della moneta, certo, anche loro, non sottovalutiamo questo problema, ma è una dimensione più antropologica strutturale della povertà, che è la creaturalità dell'uomo. In fin dei conti il peccato fondamentale dell'uomo, quello della Genesi, è non essersi riconosciuto creatura. Questo è stato il peccato dell'uomo. Ecco, allora il gioire di essere creatura, il riscoprire la dimensione creaturale del limite, quindi anche della povertà, della fragilità, diventa un luogo di evangelizzazione fondamentale, importantissimo. Ecco perché allora la contemplazione per un verso e per l'altro verso la povertà sono indicati come momenti importanti della nuova evangelizzazione. Prima di chiudere, lasciando l'ultima parola al Patriarca, volevo, riprendendo un passaggio di poco fa, citava un intervento di un giovane catechista romano, forse è quello che tra da qualche parte è anche già uscito, ovviamente assieme a tante altre sintesi. E questo giovane catechista romano, che era intervenuto come uditore nel Sinodo, ha fatto un intervento di questo genere, in cui tra l'altro sollecita un po' tutti ad una scossa. Dice che la nuova evangelizzazione ha bisogno di sostanza, di catechesi di spessore che sappiano dire qualcosa di serio alla nostra vita, ma anche e soprattutto di vite di spessore che mostrino nei fatti la solidità di chi è cristiano. A maggior ragione oggi che le famiglie sono disunite e spesso abdicano al loro ruolo educativo, per esempio i sacerdoti testimoniano ai giovani la fedeltà di una vocazione e la possibilità di scegliere un modo di vivere alternativo e più bello rispetto a quello proposto dalla società. Ciò che mi preoccupa è che però tali figure, dice, di spessore stanno diventando la minoranza. Anche i sacerdoti a loro hanno perso fiducia nell'importanza del proprio ministero, perso carisma e cultura. Vedo sacerdoti che si adattano al pensiero dominante e lo stesso nelle liturgie che nel tentativo di farsi originali diventano insignificanti. Dice e conclude, rivolto ai sacerdoti ma non solo, vi chiedo di trovare il coraggio di essere voi stessi. Non temete, perché lì dove sarete autenticamente sacerdoti, lì dove proporrete senza paura la verità della fede, noi giovani, dice questo giovane catechista, vi seguiremo. Sono nostre infatti le parole di Pietro: Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna e noi abbiamo una fame infinita di qualcosa di eterno e di vero. E poi volevo anche citare un intervento che ha fatto un vescovo di origine francese che è vicario apostolico in Cambogia, il quale ha dato 5 caratteristiche, secondo lui evidentemente, della Chiesa della nuova evangelizzazione. Una Chiesa che tocca il cuore, una Chiesa semplice, una Chiesa ospitale, una Chiesa orante, una Chiesa gioiosa. Bene, prima di dare la parola finale al Patriarca, magari per un ultimo pensiero e poi magari se vuole anche darci la benedizione che ci accompagni per il nostro ritorno a casa, volevo ricordare che questo incontro, che è stato appunto realizzato dalla scuola Santa Caterina d'Alessandria con altre realtà, sarà rinnovato e replicato in altri luoghi della nostra diocesi. Mercoledì 14 novembre a Venezia, in Basilica di San Marco alle 18 e poi martedì 27 novembre a Jesolo all'Auditorio Ubaldi alle 20:30. E già che siamo in Duomo, mi permetto di dire invece che proprio fra
fra 3 settimane, il 27 di novembre, proprio in questo Duomo alle 20:45 avremo una testimonianza importante del cardinale Camillo Ruini, che sarà qui con noi per parlarci di credo in Dio Padre. E appunto per concludere invece la parola al Patriarca. Io concludo dicendo che ognuno di noi deve guardare la sua fede come a una risorsa per la sua vita e deve guardare la sua fede come a una risorsa per la comunità ecclesiale. Noi molte volte abbiamo perso di vista quanto la nostra fede possa cambiare la nostra vita. Credere di più che diventando persone di fede noi automaticamente adeguiamo il tema del sinodo. Ecco, come si diventa persone di fede? Si diventa persone di fede volendo instaurare o riscoprire o potenziare il nostro rapporto personale col Signore. I santi sono persone che sono sempre state minoranza, ma sono state delle minoranze dirompenti. Noi rischiamo di pensare che solo il numero, solo la quantità si impone. La storia della Chiesa ci dice che è stata la qualità delle persone a imporsi. Se noi riusciamo a crescere nel rapporto di fede e a diventare veramente persone credenti, automaticamente noi diventiamo credibili, forse magari non condivisi, forse magari anche osteggiati, ma stimati. Ecco, accettare di essere queste minoranze, però capaci di vera novità, perché, e ritorniamo al discorso sui contenuti della fede, la fede mi cambia nel mio modo di guardare la realtà e di progettare la realtà. Ecco, allora se noi riusciamo a credere di più nel valore, nella risorsa, nell'opportunità che è per la nostra vita personale e anche per la nostra vita comunitaria la nostra fede, io direi riscopriamo un po' le vite dei santi. C'è una agiografia che può essere negativa perché ci fa vedere il santo come se fosse nato già con l'aureola, ma c'è una geografia invece molto positiva, quella che ci fa vedere l'umanità, la storicità, la storia, la vicenda personale dei santi. E allora sono quelle biografie, magari anche brevi, che però pongono in noi una nostalgia, dato che citava il Vescovo in cui parlava l'Evangelazione deve toccare il cuore. Ecco, c'è una nostalgia del cuore, ma c'è anche una nostalgia intellettuale, quella difficoltà che noi molte volte abbiamo nello spiegare agli altri qualcosa che sappiamo che è vero, ma non abbiamo la possibilità, la capacità, le risorse, le categorie per poter esprimere questa verità agli altri.
Allora io credo che i santi possano, nella loro diversità, abbiamo dei santi che hanno vissuto fino a 100 anni, abbiamo dei santi che sono morti a 14 anni, abbiamo dei santi che erano uomini, dei santi che erano donne, avevamo dei santi illetterati, avevamo dei docenti universitari. Ecco, se noi riuscissimo di più a rientrare in questa testimonianza di evangelizzazione esistenziale, ecco, riuscire a destare in noi la nostalgia del cuore e della testa circa qualcosa che solamente Gesù Cristo ci può dare. Credo che questa sia la cosa fondamentale, la cosa importante e che soprattutto è alla portata di ciascuno di noi. Grazie.